TG, una buona giornata, una buona domenica a tutti voi telespettatori. Il telegiornale andrà in onda in forma decisamente ridotta perché come avete visto è nato in onda in diretta la 46esima edizione del Premio Bontà che si è svolto proprio all'interno della Basilica del Santo a Padova, presenti tra gli altri anche numerosi ospiti, i premiati, soprattutto i ragazzi giovanissimi protagonisti di questa bella iniziativa che appunto Rete Veneta ancora una volta ha voluto condividere con voi e portare proprio nelle vostre case per portare questo messaggio forte di speranza a tutti voi. Quindi dicevo, il telegiornale durerà, questa edizione almeno durerà decisamente meno, ma l'appuntamento come sempre poi è alle edizioni serali 18:50 TG Bassano e 19:15 TG Vicenza. Allora, bando alle ciance, diamo subito uno sguardo alla report che ha inviato Azienda Zero, vediamo che variazioni ci sono state nella notte per quanto riguarda i nuovi casi, 276 nuovi casi positivi, un dato cumulativo relativo ai tamponi positivi pari a 321.475. Andando a vedere la situazione negli ospedali, in area non critica, in terapia intensiva, bene in area non critica, 8 pazienti in meno e in terapia intensiva c'è solo fortunatamente un paziente. Un nuovo paziente, un totale quindi di ricoverati positivi in area non critica pari a 927 persone, positivi ricoverati in terapia intensiva, questo dato che sta fortunatamente calando di volta in volta, pari a 113 pazienti. Nella notte si è verificato un decesso, quindi una sola persona nei nostri ospedali che nella notte ha perso la vita, quindi purtroppo il numero c'è ancora, ma è sempre in diminuzione anche quello, resta sempre il dolore della perdita insomma di queste persone causa Covid all'interno dei nostri ospedali. Tanto un fine settimana, tra l'altro un fine settimana ieri e oggi ancora di più con un sole splendido, quindi il pericolo nelle città del Veneto è quello che si verifichino ulteriori assembramenti, ma è molto forte la rete di controlli nelle città. Allora andiamo a vedere a Treviso ad esempio com'è la situazione, poi andremo anche a Padova. Ore 16:22, calma maggiore. La gente si riversa in centro storico, complice la bella giornata e di centri commerciali e outlet con le serrande abbassate. Anche questo sabato non è stato fatto nessun blocco della Polizia Municipale. Unici freni all'assembramento in città è stato il freddo e l'ordinanza regionale che vieta dalle 15 la consumazione di bevande e alimenti in piedi. Tante le persone in fila fuori dei negozi per le svendite o per trovare un posto in uno dei numerosi plateatici. State aspettando un posto per sedervi, per consumare qualcosa? Sì, stanno finendo di bere, adesso stiamo aspettando che si liberi un tavolo e adesso vorremmo entrare, ovviamente rispettando tutte le regole. Nonostante i controlli delle forze dell'ordine e della protezione civile, non sono in pochi ad essere preoccupati della situazione. Non è una bella situazione. Ci sono i ragazzi, credo che non si rendano conto della gravità del problema. Per cui li vedo sciolti, tranquilli, con la mascherina, quello sì, però non sono molto attenti. Siamo pieni di gente qua, non so come vada a finire. Io dico che chiuderanno. Dicono che non ci devono essere gli assembramenti. Prova a fare un giro un momentino qua della città, cosa ci sono. Anche qualche ragazzo la pensa nello stesso modo, almeno davanti alla telecamera. Ma vi sembra che ci siano degli assembramenti oggi? Decisamente. Che cosa ne pensate a riguardo? Che si potrebbe richiudere tutto di nuovo. Alcuni genitori nel frattempo festeggiano con i loro bambini il carnevale in Piazza dei Signori. C'è un po' di vita, non è male, anzi meglio che la solita confusione. E poi è anche bello lanciarsi i coriandoli e ritrovare gli amici. Che bella cosa, infatti è una cosa che manca soprattutto ai più piccoli, è quello proprio di ritrovarsi con gli amichetti, insomma magari anche in centro città e vabbè, insomma in maniera molto cauta, cercando di rispettare al massimo le regole. Si può fare, abbiamo visto anche questi bambini. Invece a Padova, ne avevamo parlato nel corso della settimana, è stato istituito per il weekend proprio una sorta di senso unico per i pedoni, per evitare proprio che ci siano ammassamenti di gente in alcuni punti della città.
solenne per chiudere i lati alle 14 in punto di sabato. Canton del Gallo, punto finale di via Roma in centro a Padova, diventa a senso unico per i pedoni. Sono entrate in funzione per la prima volta le disposizioni emanate dal comune per evitare folle e assembramenti che si sono registrati invece nel precedente fine settimana lungo le principali vie dello shopping di Padova. Da Prato della Valle si può camminare su Corso Umberto e via Roma solo in direzione delle piazze. Per tornare indietro invece si utilizzano le vie secondarie del Ghetto oppure via del Santo o le Riviere. Canton del Gallo tra Piazza delle Erbe e Palazzo Moroni è il checkpoint più presidiato. Perché non si può tornare così, solo questo che Direzione consigliata da Prato della Valle, si può andare solo verso Palazzo Moroni, poi si utilizzeranno le strade secondarie per tornare indietro. Il primo sabato di prova dell'assenso unico pedonale, un'idea che è stata ben vista anche dai commercianti. Più soddisfatti del provvedimento i negozianti delle vie secondarie, mentre quelli di via Roma storcono un po' il naso come Roberto, titolare di un'occhialeria. A livello di assembramenti rispetto a sabato scorso sicuramente meno gente, però comunque la mattina una bella giornata. Al pomeriggio non so come andrà. La gente però sembra gradire l'iniziativa. Assolutamente d'accordo. È una buona iniziativa. Sì, anche perché io vado a piedi. Credo che bisogna trovare un modo e se tutti i negozi sono aperti ovviamente qua c'è assembramento. Quindi se questo può essere un modo, ha senso farlo? Iniziativa utile? Per me sì, l'abbiamo fatta. Il passaggio di persone infatti sembra più ordinato, 35 vigili, 15 volontari della protezione civile, pattuglie della polizia e carabinieri che controllano la situazione, pronti ad evitare intasamenti anche sull'Iston. C'è una breve pausa, ci troviamo tra pochissimo. Siamo nuovamente in diretta e abbiamo le immagini di un incidente stradale che si è verificato ieri a Gallio. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Colle del Gastag e un'auto è finita rovesciata su un fianco dopo la perdita di controllo dell'autista che è rimasto ferito. Illesi invece gli altri due passeggeri. Sono arrivati i pompieri da Asiago, hanno messo in sicurezza l'auto. I 3 giovani erano riusciti a uscire in maniera autonoma dal veicolo. L'autista è ugualmente stato assistito dal personale del SUV, è stato portato in pronto soccorso e i rilievi sono stati eseguiti nel frattempo dai carabinieri che appunto sono intervenuti sul posto. E intanto tema caldo di queste ore, soprattutto restiamo in montagna, per la montagna è quello dell'avvio. Non si è capito ancora se il 17 si ripartirà o meno della stagione sciistica. Allora abbiamo intervistato l'assessora regionale Manuela Lanzarin. Il 15 scade l'ultimo DPCM, quindi il nuovo governo oggi varerà un nuovo DPCM, alcune misure scadono il 15 di febbraio, alcune il 5 di marzo, tra queste c'è la possibilità di tornare appunto a sciare e quindi di riaprire gli impianti di sci. Su questo si è già pronunciata la conferenza delle regioni, il CTS, con delle linee guida. Noi abbiamo recepito queste linee guida come conferenza delle regioni, il presidente Zaia sta finendo di predisporre un'ordinanza apposita con le restrizioni dovute, tutte le cautele, quindi la riduzione del 30% nei complessi sciistici rispetto alla possibilità alla capienza, il 50% rispetto alle cabinovie, tutto il problema legato alla ristorazione, ai rifugi, quindi solo seduti con un numero massimo di persone, utilizzo una mascherina sempre e quant'altro. Siamo in attesa però di vedere, di capire, perché c'era comunque un accordo anche con il Trentino e quindi di aprire insieme con il Trentino. Oggi il Trentino ha una situazione epidemiologica invece più seria che probabilmente creerà un po' di problemi e quindi si sta ragionando sulle date relative anche alla fine dei campionati di sci di Cortina, quindi potrebbe essere il 22 oppure anticipato di qualche giorno, ma credo che lunedì ci sarà l'ordinanza del presidente Zaia con tutte le misure e anche la data di apertura.
Quindi insomma aspettiamo, vediamo anche domani questa nuova ordinanza del Presidente Zaia e cerchiamo di capire meglio la data esatta in cui ripartirà, anche perché c'è parecchia attesa, soprattutto dalle aree montane, appunto, di ripresa e ripartenza di tutta quella che è la normalità, anche proprio dal punto di vista non soltanto sportivo ma anche economico. Al volo un'altra notizia di cronaca con un altro incidente che è avvenuto invece a Caltrano. Due auto, una Polo e una Toyota RAV4 si sono scontrate in via Ponte dei Granatieri, i pompieri sono arrivati da Schio, è rimasta ferita una persona e entrambi comunque i conducenti sono stati seguiti dal SUEM 118 e i carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Si conclude qui questa edizione ridottissima del nostro telegiornale, ma l'appuntamento, ricordo ancora una volta, è alle 18:50 con TG Bassano, 19:15 TG Vicenza. Grazie per averci seguito e una buona domenica a tutti voi.